Ciao a tutti ragazzi, io sono Flavio Pommeruno, oggi sono a Castellammare del Golfo per la presentazione del libro di Nino Pedone, Pinseri. Non lo so esattamente se c'è su Amazon, però se c'è costa 13 euro. Ora non lo so se c'è su Amazon, ma comunque io me lo sono acquistato qui alla presentazione come ha fatto lui il 23 febbraio, perché io ho voluto ricambiare per affetto, perché ormai siamo amici. È un libro dove lui scrive poesie in siciliano, infatti Pinseri. C'è Primo Maggio, Mi manca, Figli rimasti in natura, Sulita. Andiamo a intervistare l'autore. Nino, cosa vuoi che traggano i lettori? Sono poesie quasi tutte che parlano di ingiustizie, di soverchierie, di cose che non vanno. E vorrei che la lettura di queste poesie desse un impulso perché queste cose non succedano più, ma non succedono più veramente nel mondo, non solo in Italia. E purtroppo oggi invece assistiamo a situazioni di guerre, non solo vere ma anche commerciali, come sentiamo che il signor Trump sta facendo in tutto il mondo ed è una vergogna. Giovanna, Pasimana lo siciliano, quanto è stato importante presentare questo libro in poesia siciliana di Nino Pedone qui a Castellammare? È stato molto importante perché la lingua siciliana è la nostra identità e quindi quando c'è l'occasione che c'è un poeta o qualcuno che scrive in siciliano, per noi è come rivalutare la lingua siciliana, portare a conoscenza di chi magari non la parla il linguaggio siciliano.